Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati con noi. Ben ritornato anche graditissimo ospite, così riusciamo a rispondere a tante perplessità che ci avete anche sollevato voi, il dottor Lorenzo Todeschini Permuda, notaio, presidente del Consiglio Notarile di Padova. Grazie di essere qui con noi, ben arrivato. Allora, tante sono le questioni che dal suo primo intervento sono state sollevate, tante le perplessità, tanti anche gli argomenti, perché effettivamente può sembrare strano, ma il notaio ha delle competenze che si diramano in tantissimi ambiti della nostra vita quotidiana. Quando ci sono da prendere certe decisioni importanti, fare l'acquisto di un immobile, c'è purtroppo la questione delle successioni, ci sono degli atti societari, la costituzione della società, anche nell'ambito del no profit, insomma ci sono tantissimi settori dove è importantissima la figura del notaio. Alcuni hanno un po' di diffidenza e di paura, dovremmo cercare anche di chiarire questi aspetti, e hanno soprattutto molte persone timore di chiedere una consulenza. Poi succedono dei guai, ci sono degli atti che non sono fatti in modo corretto o testamenti che avrebbero dovuto essere fatti non vengono fatti e ci si trova nei pasticci, per semplicizzare al massimo, vero dottore? Certo, è capitato spesso anche a me di trovarmi per esempio con preliminari di compravendite fatte perché tutti pensano di poter fare tutto quanto, dicevamo prima tra noi, guardando internet, guardando il web, ma in realtà a volte si commettono degli errori, quando si potrebbe benissimo rivolgersi a un notaio. Si può chiederlo prima naturalmente se la consulenza costa o non costa. Normalmente se anche costano, le consulenze non sono care, e se poi sono finalizzate alla stipula di un atto notarile in genere vengono inglobate nel costo dell'atto. Quindi io consiglio vivamente, non è evidentemente per un interesse mio, ma proprio per l'interesse di tutta la gente. Come Presidente del Consiglio Notarile. Come Presidente del Consiglio Notarile di rivolgersi a un notaio quando si devono fare questi passi importanti, perché è in grado di dirigere, di sciogliere i dubbi e di fare le cose in modo che poi uno non si ritrovi con qualcosa fatto male di cui può pentirsi. Ecco, quando ci sono appunto atti che non vengono fatti nel modo corretto, eccetera, il rischio più grosso che cos'è? Quale può essere? Per esempio sto pensando al preliminare, una delle cose importanti in questo momento è proprio la verifica della regolarità degli immobili. Se uno compra un immobile, diciamo, usato, cioè non dal costruttore, soprattutto quelli costruiti abbastanza tempo fa, può essere che si trovi con delle sorprese se non fa dei controlli giusti, e il notaio può consigliarlo. Il notaio non è in grado neanche lui di giudicare la regolarità di un immobile, perché naturalmente per controllarlo dovrà avere sia le cognizioni tecniche che non ha e che può avere invece un geometra, un architetto, un ingegnere, un tecnico, diciamo, del settore, e sia non ha la possibilità di controllare quello che è depositato in comune e quello che è la situazione, lo stato di fatto dell'immobile che si vuole comprare. Ma quindi la responsabilità del notaio in questo caso qui, la responsabilità del notaio è semplicemente quella di far sì che nell'atto notarile si riportino i dati di permessi di costruzione, condoni, eccetera, dell'immobile, che siano riferibili a quell'immobile. Cioè il notaio deve controllare che quando gli si dice il dato relativo al permesso di costruzione sia verosimile che è riferito a quell'immobile. Ma non entra nel merito. Però non è in grado, perché qual è il problema a volte? Che il comune rilascia un permesso, poi in fase di realizzazione lo stesso costruttore fa delle modifiche perché ritiene che siano più adeguate e non si preoccupa di andare a fare delle varianti in comune. Spesso capita di trovare immobili che addirittura sono stravolti, diciamo, Però voi non potete entrare nello specifico in questo caso. Noi non riusciamo a entrare nello specifico perché, come le dicevo, molte volte non abbiamo i disegni del progetto, abbiamo magari la concessione edilizia, il permesso edilizio, senza le specifiche di come va fatto l'immobile, che è contenuto anche nei disegni di progetto. Ma soprattutto non vediamo neanche l'immobile, quindi non siamo in grado di, anche se avessimo i disegni di progetto, di confrontarli con quello che è lo stato di fatto dell'immobile. Quindi è molto importante che chi compra una casa usata soprattutto si affidi ad un tecnico che gli faccia una verifica, si faccia rilasciare l'autorizzazione
per fare l'accesso agli atti del comune, in modo che il tecnico possa verificare quello che è il progetto depositato in comune e lo confronti con quello che è lo stato di fatto dell'immobile. Fase successiva c'è il notaio invece per la compravendita. Sì, diciamo che è una fase intermedia questa, perché il notaio nel preliminare può consigliare appunto l'acquirente di dire: va bene, io mi impegno di comprare questo immobile, a condizione però che tu mi consenta di fare una verifica in comune e io verifichi che è tutto regolare, oppure l'impegno del venditore, nel caso che ci sia qualche irregolarità, di sanarla prima della stipula notarile. Tante volte invece purtroppo, ripeto, i preliminari non sono seguiti da noi notai, vengono fatti, queste cose vengono tralasciate e poi quando è il momento di stipulare ci si accorge che c'è qualcosa che non va. E allora magari è anche tardi, nel senso che si innescano anche problemi. Non poco conto, caspita, ci possono essere delle sanzioni anche pesanti. Senza contare poi che, diciamo, questo è uno degli aspetti, ma naturalmente con l'assistenza del notaio si può anche verificare che l'immobile venga venduto nel miglior modo possibile, cioè con garanzie che non ci sono pesi, ipoteche o cose del genere, che non sia un immobile per esempio soggetto a vincoli, o se ci sono dei vincoli che possono essere superati in qualche modo. È importante anche una verifica precedente rispetto a quello che è la stipula. Il notaio per la stipula deve fare tutti questi controlli. Se c'è un preliminare che ha seguito lui, si preoccupa di prevedere questi che sono i controlli da fare prima di arrivare alla stipula e anche le modalità per eventualmente risolvere problemi che possono presentarsi a seguito di questi controlli, di queste verifiche. La responsabilità per quanto rimane? La responsabilità del notaio rimane per molti e molti anni, nel senso che a parte che ci sono anche diciamo degli orientamenti giudiziali che dicono che anche il notaio che ha cessato per tutta la vita praticamente risponde di quello che ha fatto. Comunque diciamo che intanto il notaio è coperto da assicurazione, che è quindi da voi avete un'assicurazione che... Sì, noi abbiamo l'obbligo di avere un'assicurazione che copra, diciamo, almeno un minimo ce lo fa il nostro ordine, poi ognuno di noi ha la possibilità di estendere queste assicurazioni, e quasi tutti lo facciamo, perché per carità si cerca di lavorare nel miglior modo possibile, ma gli errori li facciamo anche noi purtroppo. Ecco, ci sono delle tasse da pagare, restiamo alla compravendita dell'immobile, sì, che quindi sono anche le cose che anche possono essere anche più piacevoli in certo qual modo, quindi vuol dire sempre fare qualcosa in modo costruttivo. Ci sono delle imposte, vengono pagate, che ruolo ha il notaio in questo caso? Allora, il notaio ha un ruolo importante per l'amministrazione pubblica, nel senso che è il responsabile della raccolta di queste tasse. Nel momento in cui viene registrato un atto di compravendita, per esempio, il notaio deve versare l'imposta, quindi deve aver cura di farsela anticipare dal cliente, ma se per ipotesi il cliente non gliel'ha ancora anticipata, è il notaio che deve anticiparla all'Agenzia delle Entrate. E il notaio deve poi fare la liquidazione di queste imposte, quindi deve stare attento di farla in maniera corretta, altrimenti poi l'Agenzia delle Entrate può richiedere al cliente una integrazione di quello che è stato già pagato. Quindi l'Agenzia delle Entrate si rivolge al cliente, anche sì, se... Sì, perché questa è l'imposta complementare che l'Agenzia delle Entrate, una volta che ha verificato come è stata liquidata l'imposta, può riliquidare vedendo che se ci sono degli errori, e naturalmente questa la chiede al cliente. In prima battuta è il notaio che è responsabile, quindi il notaio che, se vuole registrare un atto, deve anche versare l'imposta. E quindi questo va in capo al notaio. Sì. Quando ci sono invece alienazioni di immobili, sì, da parte magari di più proprietari, il classico comproprietà di un immobile, anche a volte da parte di persone che possono convivere insieme, per cui decidono di farlo, cioè, il notaio anche qui, che ruolo viene? È bene rivolgersi subito dal notaio quando si decide di vendere? Beh, indubbiamente anche per il venditore è utile rivolgersi al notaio, proprio perché può consigliare al venditore stesso di fare delle verifiche prima di tutto per sapere che l'immobile che va a vendere in che condizioni è. Intanto c'è tanta gente che addirittura non ricorda magari che ha fatto un mutuo e c'è ancora iscritta l'ipoteca perché magari l'ha estinto, e una volta soprattutto che la cancellazione dell'ipoteca veniva fatta necessariamente con l'intervento del notaio. Ah, col notaio una volta? Una volta sì, adesso invece dopo una riforma che ha preso il nome dal presentatore che è Bersani, la banca nel momento in cui riceve il saldo del mutuo
presenta anche direttamente all'Agenzia delle Entrate il consenso per la cancellazione. Ci vuole un margine di tempo che sono 30 giorni in cui la banca potrebbe anche revocare questa diciamo, richiesta di cancellazione. Passati questi 30 giorni la conservatoria fa la cancellazione dell'ipoteca e quindi è fatta senza la spesa del notaio. Beh, questo è già consolante come aspetto. Certo. Altre accortezze nel caso di vendita, di alienazione di un immobile che è bene avere, che ovviamente sono in capo alla vostra responsabilità? Beh, come dicevo, in genere tutte le pattuizioni che possono essere inserite in un preliminare è bene che siano verificate da un notaio, perché il notaio ha una certa obbligazione cosa corrisponde, cioè quali sono le conseguenze di un mancato rispetto di un certo obbligo assunto da una parte piuttosto che da un'altra. L'uso di termini anche nel preliminare che possono essere importanti, per esempio un termine che è di uso comune è la caparra, però bisogna specificare quando si tratta di caparra confermatoria o arra penitenziale, hanno delle conseguenze diverse il mancato rispetto di una parte rispetto a questa caparra versata. Quindi il notaio magari aiuta a comprendere anche, certo. Si può tranquillamente chiedere, quindi perché tanti si trovano in una situazione magari anche di soggezione, no? Sì, ma quello che vorrei ribadire, innanzitutto, come dicevamo prima, domandare è lecito sempre, quindi si può sempre chiedere a un notaio se la consulenza ha un costo, che costo può avere. Come ripeto, la maggior parte di noi, pur facendo quotidianamente consulenze, non richiede compensi elevati, ma soprattutto se questa consulenza è finalizzata alla stipula di un atto notarile, questa consulenza non si discosta da quello che è il normale onorario del notaio, viene ricompresa in quello che può essere l'onorario per una compravendita. Certo, quindi questo è nel caso di compravendita. Invece torniamo al discorso che avevamo già affrontato, però giustamente bisogna ripeterlo, degli atti testamentari, atti successori. Sì. Questo è un argomento purtroppo molto importante. E purtroppo di attualità. E purtroppo di attualità, esatto. Lo è sempre, ma particolarmente purtroppo in questo momento. Allora, credo che l'altra volta non abbiamo toccato la questione delle imposte di successione, o forse l'abbiamo accennato semplicemente, che credo che sia importante conoscere, anche se, come si sa, di questi tempi c'è anche una certa tendenza a modificare la legislazione per quanto riguarda le imposte di successione, perché in realtà le imposte di successione ci sono, ma per quanto riguarda un certo ordine di parenti, il coniuge, i discendenti in linea retta, gli ascendenti in linea retta, queste imposte scattano solo se i beni che sono caduti in successione superino un certo valore, quindi c'è una franchigia, si dice, fino a 1 milione di euro per ciascun erede. Quindi effettivamente è difficile trovarsi a dover pagare un'imposta di successione nel caso di morte, per esempio, di un coniuge o di un genitore. O di solo coniuge, cioè genitori, figli e coniuge, basta. Non... Anche i discendenti, per esempio in linea retta, i nipoti oppure i nonni. Ah, ecco, perfetto. Quando c'è la linea retta. Invece per quanto riguarda, per esempio, la successione di fratelli, anche lì c'è una franchigia, ma è molto minore, perché sono 100.000 euro per ciascun fratello. Quindi è poco? Poco, sì. Però diciamo che la maggior parte delle successioni riguardano una parentela più stretta e soprattutto il legislatore ha avuto presente questa situazione, cioè di non gravare le successioni nell'ambito familiare diretto, diciamo. In senso stretto, chiaro. Volevo precisare una cosa, questo riguarda tutti i beni caduti in successione, però se ci sono degli immobili bisogna ricordarsi che questi scontano un'imposta che, anche se si è nell'ambito di questa franchigia, bisogna comunque pagare, che è l'imposta di trascrizione e quella catastale, che sono rispettivamente il 2% e l'1% del valore dichiarato. Allora,
Fermiamoci un attimo, qui abbiamo la pubblicità. Imposta catastale, ricordarsi, esiste, c'è, va pagata. Poi appunto il caso di immobili, però ci fermiamo anche qui perché lei ha detto 1 milione di euro, senza dubbio è una cifra astronomica, però ci sono imprenditori, titolari d'azienda, ne abbiamo parlato più volte, e il patrimonio fa presto anche a crescere. Tanti dicono beato lui, vabbè, sei figlio di un imprenditore, per carità, però ci sono... Su questo però c'è un'esenzione anche. E allora ne parliamo, allora restiamo a questo punto, questo primo step, pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme. Restate con noi.